La strage dei motociclisti non si ferma, moto tampona la macchina che la precede, 2 trentenni morti sull'argine del Piave a Salgareda, in Lessinia perde la vita un 61enne, sulla Romea 34enne di Mira muore nello scontro con un'auto. Un 22enne di Conegliano si trova in arresto con l'accusa di tentato omicidio, stamattina a Milano avrebbe accoltellato un uomo di 55 anni, pare che la vittima sia stata scelta a caso. Assalto al centro commerciale Il Parco di Campo San Piero, i malviventi rubano 5 mezzi dal deposito di Etra e con questi bloccano le strade d'accesso, svaligiando poi una profumeria e un negozio di scarpe. Divaricatore per sollevare la saracinesca, poi i colpi di piccone, 15.000 euro, il bottino del colpo in una gioielleria di Padova, il duro sfogo del titolare. Questi criminali sono impuniti, a pagare siamo sempre noi. Non ce l'ha fatta il muratore di 65 anni, rimasto gravemente ferito l'11 giugno scorso in un cantiere di Longare, è morto dopo quasi 3 settimane di ricovero. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Si è concluso in Fiera Padova il congresso nazionale della UIL, ospiti all'Ischline Gino Cecchettin, riconfermato il segretario uscente Bombardieri. Primo caso di febbre dengue nell'estate 2026 in provincia di Padova, a contrarla un giovane di rientro da un paese subtropicale, avviata la disinfestazione del comune di Servazzano. Al via la rivoluzione dei servizi sanitari, presentato in diverse ULSS del Veneto il percorso delle nuove case di comunità. Primo giorno di saldi estivi in un sabato di scarsa affluenza nei centri storici dei capoluoghi, tra chi è in vacanza e chi non ha voluto sfidare il gran caldo, ma la caccia alle occasioni non è mancata. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. È stata una giornata drammatica sulle nostre strade, sono 4 le vittime, tutti motociclisti. Un incidente, una vittima è stata lungo la strada statale Romea, nel pomeriggio ha perso la vita un 34enne di Mira, si chiamava Andrea Favaro. Lo schianto è avvenuto al confine tra le province di Venezia e Padova, tra la frazione di Lova di Campagna Lupia e Rosara di Codevigo, e ha paralizzato la strada per ore. Ancora da definire la dinamica dell'incidente. La moto della vittima si è scontrata con un'auto. Il Centauro ha perso la vita sul colpo. I medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri di Piove di Sacco invece sono intervenuti per i rilievi di rito. Il traffico ha avuto grosse ripercussioni con lunghe code lungo la strada, affollata anche di pendolari che volevano raggiungere il mare. Un uomo di 61 anni poi è morto in seguito ad una caduta con la sua moto ad Erbezzo, qui siamo in provincia di Verona. Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Franciosi in Lessinia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il 61enne ha perso il controllo della moto e nella caduta ha riportato traumi fatali. Ed è tragico il bilancio anche nella Marca. 2 giovani motociclisti di Villorba sono morti tra Salgareda e Noventa di Piave lungo lo stradone dell'Argine. Terribile l'impatto con una Dacia Sandero che è stata tamponata dai 2 Centauri in sella ad una BMW di grossa cilindrata. Illeso e sotto shock il conducente della vettura, unico testimone della tragedia. L'ennesimo lenzuolo bianco steso sulle nostre strade è l'immagine della tragedia infinita dei motociclisti che perdono la vita. Nel primo sabato di luglio l'impatto mortale è accaduto lungo l'argine del Piave tra Salgareda e Noventa. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 38 anni, e Jessica Allaface, 32. Entrambi in sella a questa BMW, o meglio a quello che è rimasto dopo l'impatto con quest'auto. La dinamica la spiega il conducente della vettura, visibilmente scosso. Cosa è successo? Stavo guardando se c'era qualcuno che superava, guardare fuori un attimo e superare, arriva la moto, ho preso sullo spigolo dietro, punto. Ho visto volare tutto, insomma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:30. La BMW stava scendendo da Ponte di Piave verso il mare. Poco dopo la curva delle Marcandole inizia un lungo rettilineo, dove è facile lasciarsi sedurre dalla velocità, come ci racconta un residente. Io abito qua a 1 chilometro neanche e purtroppo in questa strada qua le moto vanno a 200 all'ora minimo, perché io abito proprio a ridosso della strada e passano anche, non faccio nel tempo a vedere che moto è, se è una Ducati o una BMW, alle volte sono cose pazzesche, ragazzi. A circa metà del rettifilo, un po' più avanti, sta procedendo sulla stessa direzione la Dacia che Francesco Paolo Fecarotta non è riuscito a schivare. È bastato toccarla sullo spigolo e sulla ruota posteriore e la BMW è diventata una scheggia impazzita, prima perdendo completamente ruota e forcella anteriore per poi finire in queste condizioni la sua corsa una trentina di metri più avanti.
Terribile l'impatto per i due motociclisti. Jessica Laface ha cessato di vivere sull'asfalto, mentre Fecarotta è finito sotto al guardrail. Le condizioni del suo giubbotto recuperato dalla stradale di Vittorio Veneto, così come il punto dove è volato il suo casco sotto la carreggiata, testimoniano la violenza del contatto del suo corpo con le lame che sorreggono le protezioni stradali. Subito sono scattati i soccorsi con le ambulanze arrivate da San Donà, ma per i due centauri non c'era più nulla da fare. Cordoglio dal sindaco di Villobra Francesco Soligo, dove Fecarotta risiedeva in via Perer, ma anche per Jessica Laface che viveva a Catena. Volti conosciuti Jessica e Francesco Paolo, entrambi accomunati dalla passione per la moto. Lei di origini calabresi, per molti anni al banco della pizzeria da Spillo a Santa Maria del Rovere, era da poco passata al negozio Bruno Electronics del parco commerciale Canova. Lui era nato in Sicilia e con il fratello Giovanni aveva avviato Ape Cannolo, presente in fiere e sagre con cui distribuiva cannoli siciliani. Al Cafoncello lo ricordano quando per la Pasqua del 2020 aveva consegnato i suoi cannoli a medici e infermieri del reparto Covid per regalare loro un momento di dolcezza. Ora nello stesso ospedale il suo corpo e quello di Jessica sono all'obitorio. Francesco Paolo Fecarotta lascia una figlia in tenera età. Si terranno la settimana prossima a Spinea i funerali di Roberto Pensu, il 79enne vicepresidente dei Cavalieri di San Marco che ieri ha perso la vita sulla Gordina. L'ultimo saluto a Roberto Penso, 79 anni, si terrà mercoledì 8 luglio alle 11 a Spinea, nella chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto. Nel frattempo proseguono le indagini degli inquirenti per capire l'esatta dinamica della tragedia, nel corso della quale il pensionato, da tempo residente a Spinea ma originario della Giudecca a Venezia, ha perso la vita mentre in auto con la moglie nella galleria sulla Gordina è sceso a piedi un attimo per recuperare lo specchietto caduto nell'impatto con il guardrail, quando è stato inesorabilmente travolto da un'auto condotta da un 66enne di Mogliano Veneto, molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno nel sociale da oltre 30 anni con i Cavalieri di San Marco, associazione di cui ricopriva il doppio incarico di vicepresidente e tesoriere. Lo shock e lo sconforto degli altri insigniti. Ci ha lasciato un cavaliere, una persona squisita, buona e sempre disponibile con tutti, e voleva essere sempre in prima fila appunto nelle processioni o nelle manifestazioni dove ci rappresentavamo come Cavalieri di San Marco. E dispiace, sicuramente ha lasciato un vuoto non solo sulla famiglia ma su tutti noi. E io voglio fare le condoglianze alla famiglia a nome di tutti i Cavalieri di San Marco. Il ricordo commosso e affettuoso di chi conosceva bene il pensionato e con cui proprio da qui, dal sagrato della chiesa di Borbiago di Mira, ha preso parte a tante manifestazioni votive come Cavalieri di San Marco per fini benefici, sociali e religiosi. Ho avuto delle belle avventure con Roberto Penso, anzi era il nostro vicepresidente, quindi ha lasciato un vuoto non solo penso alla famiglia ma tutta la Riviera, e penso che questa è una persona che non si può dimenticare. Dispiace perché ha lasciato veramente un vuoto su tutti noi. Alle esequie si prevede arriveranno i cavalieri da tutta Italia e anche dall'estero, con presenze già confermate in particolare dall'Austria, Francia e New York, dove soltanto 2 anni fa i Cavalieri di San Marco si erano recati per salutare le comunità italiane delle associazioni locali. È originario di Conegliano, dove ha vissuto per molto tempo e dove ora risiedono i familiari, il 22enne che nella prima mattinata di oggi ha colpito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni davanti a un bar nel quartiere di San Siro a Milano. Lo ha fatto senza motivo apparente, all'improvviso, senza nemmeno conoscere la vittima. È stato bloccato subito dopo dai clienti di un bar e poi arrestato dagli agenti di polizia con l'accusa di tentato omicidio. I familiari a Conegliano non lo sentivano da almeno una settimana. Restano da capire movente e l'esistenza di problemi psichici. Assalto al parco commerciale, al centro commerciale, il parco di Campo San Piero. I malviventi hanno rubato i mezzi da Etra e bloccato le strade di accesso.
Centro commerciale Il Parco a Campo San Piero. Attorno all'1 della scorsa notte un comando, almeno 10 persone, ha rubato 5 mezzi dal vicino parco macchine della Multi-Utility Etra. Con 3 furgoni ha bloccato altrettante strade di accesso al centro commerciale. Con un furgone hanno provato a sfondare uno degli accessi laterali e poi, una volta aperto un varco con una Panda, sono entrati dentro il centro commerciale, diretti verso la gioielleria. Peccato che la gioielleria fosse chiusa da mesi. Si sono accorti che dei gioielli non c'era neanche l'ombra solo dopo che hanno sfondato la saracinesca del negozio. Sempre a bordo dell'auto rubata, sono quindi tornati indietro. Scene da film. Si sono girati, sono andati poi da Beauty Star e da quello giusto in realtà. Negozio di scarpe, si vede che ecco quello che resta della vetrina sfondata. Adesso noi siamo entrati, è ancora da quantificare il danno perché è successo proprio nella notte. Certo è che una situazione del genere non si era mai verificata così. Così grande no. Così grande no. Anche se in realtà il centro commerciale era già stato colpito e non tantissimo tempo fa. Esattamente, qualche mese fa era stata la stessa situazione più o meno, erano entrati sempre dalla stessa porta, che poi era stata sistemata in modo da poter garantire un po' più di sicurezza in realtà. Sono scattati gli allarmi, ma i malviventi hanno agito in poco tempo. Quando sono arrivati i carabinieri, di loro non c'erano più tracce. Utili alle indagini saranno le immagini della videosorveglianza privata. Certo è che al di là del bottino, pesantissimi sono i danni subiti dalla struttura commerciale. Da Campo San Piero andiamo a Padova per un furto in una gioielleria. Siamo stanchi, ci ha detto il titolare della gioielleria, presa di mira dai ladri. Questi criminali sono impuniti a pagare, siamo sempre noi. Questo lavoro è troppo pericoloso, non abbiamo poi un ritorno economico che vada anche solo minimamente in parte a compensare quello che è il rischio che abbiamo noi, perché se pensiamo alle rapine a mano armate, quella è l'apice di quello che possiamo vivere tutti i giorni. E il furto, diciamo, notturno è il minimo che ci può capitare, anche se è uno shock che ti lascia, ovviamente non ti fa più vivere come prima, c'è poco da fare. È amareggiato Giovanni Barison, titolare della gioielleria in piazzale Santa Croce a Padova, che nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorsi è stata colpita da una banda criminale che è entrata nella sua attività, portando via più di 15.000 euro di beni e facendo danni per altrettanti. La batteria è entrata in azione verso le 3:30, come testimoniano questi fotogrammi delle videocamere del sistema di videosorveglianza. Per squarciare la saracinesca è stata usata una pinza idraulica, probabilmente rubata ai vigili del fuoco, lasciando i pompieri senza. L'appello alla politica è che si intervenga con pene più severe. Un appello alla politica perché le cose cambino, anche se sono decenni che lo diciamo. Questi furti, queste associazioni a delinquere, soprattutto aggravate dal fatto di rubare degli attrezzi che salvano vite, adesso i vigili del fuoco si trovano privi di questi utensili, dovrebbero prevedere delle pene molto più serie, pene di 15-20 anni di galera. Allora si darebbe un deterrente importante a queste persone che creano un danno alla società, alla nostra comunità, che è incredibile, perché oltre ai gioiellieri poi vanno a finire nel mirino anche altre attività. La banda che ha colpito la gioielleria di Barisone è probabilmente la stessa che ha colpito anche a Vittorio Veneto, a Pordenone e a Verona negli scorsi giorni. Oltre la paura, resta un senso di impotenza nei confronti di criminali che restano impuniti. Noi abbiamo pensato di difenderci tante volte e anche con altri colleghi ci si confronta sempre su questo, però purtroppo siamo in un paese in cui, è brutto dirlo, ma non c'è quasi più tutela verso i delinquenti che delinquono. Però siamo un po' quasi a questa merce. Vediamo anche il caso di Ruggero, vediamo casi di altri colleghi o anche di amici tabaccai che hanno avuto rapine. Quando si prova a reagire si sa che la vita ci viene tolta fondamentalmente. Quindi il pensare di difendersi, le conseguenze che ci sono terribili per noi che siamo persone oneste che vengono a lavorare tutti i giorni, mentre per chi delinque purtroppo non è così. E quindi la voglia di armarsi, ad esempio, è sempre stata esclusa. Non ce l'ha fatta il muratore di 65 anni, rimasto gravemente ferito l'11 giugno scorso in un cantiere a Longare. Dopo quasi 3 settimane di ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza, l'uomo è spirato. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per chiarire eventuali responsabilità.
Si è spento dopo 20 giorni di agonia il muratore di 65 anni Gelenko Grumic, residente a Barbarano Mossano, rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro nel cantiere di via Calabria a Longare. L'incidente risale all'11 giugno scorso. L'uomo dipendente della ditta Carta Bruno, impegnato nei lavori per la cooperativa Elica, stava operando all'esterno della sede quando, secondo una prima ricostruzione, insieme a un collega stava spostando una pesante bobina di tessuto non tessuto con un muletto. Durante la movimentazione il carico sarebbe scivolato dal muletto condotto dal collega, travolgendolo e colpendolo alla nuca. L'impatto lo aveva fatto cadere violentemente a terra. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Soccorso dal SUEM 118, era stato trasportato d'urgenza al San Bortolo di Vicenza, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche fino al decesso. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per accertare la dinamica dell'infortunio e verificare l'eventuale presenza di responsabilità. Sul posto erano intervenuti anche i tecnici dello Spisa dell'Usotto Berica, che hanno avviato accertamenti sulla sicurezza nel cantiere. La morte di Grumic, che lavorava per la Bruno Carta da 25 anni, riporta al centro il tema delle morti sul lavoro. L'uomo lascia la moglie e 2 figli, oltre al dolore di colleghi e amici che lo ricordano come un lavoratore esperto e una persona stimata da tutta la comunità. Si è concluso in fiera a Padova il congresso nazionale della UIL. Il segretario uscente Bombardieri è stato riconfermato alla guida del sindacato. Ringrazio di cuore della fiducia e spero, come sempre, di essere all'altezza della vostra fiducia e dell'incarico che mi avete assegnato. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del congresso nazionale che si è tenuto a Padova. 3 giorni di incontri e dibattiti aperti giovedì alla presenza della premier Giorgia Meloni e chiusi alla presenza della leader dell'opposizione Elly Schlein, che ha ribadito come siano inaccettabili le morti bianche. 1093 morti vuol dire che in Italia ci sono 3 lavoratori e lavoratrici al giorno che escono la mattina e non rientrano la sera. Questo è una questione, un'emergenza vera che però è strutturale, perché bisogna lavorare molto di più sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione delle aziende, bisogna lavorare su le nuove tecnologie che possano rendere più sicuri i luoghi di lavoro e a nostro avviso bisogna contrastare quella logica del subappalto a cascata che purtroppo il governo ha inserito nel codice degli appalti. Nell'ultima giornata presente anche Gino Cecchettin, che sul palco ha abbracciato Emma Marrazzo, mamma di Luana Dorazio, la giovane operaia morta schiacciata da una pressa. Nel suo intervento Cecchettin ha anche ricordato l'importanza della formazione in tema di femminicidio, raccontando il progetto che la fondazione intitolata Giulia sta portando avanti sui posti di lavoro anche grazie alla UIL. Oggi parleremo appunto di un progetto di formazione di chi ha deciso di investire sul personale, sulle persone, perché solo così potremo generare dei cambiamenti che siano duraturi. Nel suo intervento conclusivo il segretario Bombardieri ha anche parlato di immigrazione, invitando a regolarizzare ed inserire nel mondo del lavoro i migranti irregolari, attaccando quindi le politiche di reimmigrazione di Roberto Vannacci. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che quei 300.000 migranti che sono qui in Italia sono irregolari. Li dobbiamo regolarizzare, fare un corso di formazione e mandare a lavorare. Sono persone che scappano dalle guerre, dalle dittature. Regolarizziamo! Nessun Vannacci ci potrà mai convincere che le persone sono diverse. Si è riunito oggi a Vicenza lo Stato Maggiore Veneto di Forza Italia. È stata l'occasione per fare il punto delle prossime mosse politiche a livello regionale, ma anche per accogliere ufficialmente il deputato Eric Pretto. Il partito di Forza Italia si conferma un partito inclusivo, interessante, in cui nuovi esponenti
si avvicinano. In particolare oggi abbiamo qui l'onorevole Eric Pretto che ha fatto una scelta che sicuramente potrà sviluppare all'interno di Forza Italia nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Forza Italia serra i ranghi nel Vicentino e formalmente accoglie Eric Pretto, il deputato che un mese fa aveva lasciato la Lega in aperta polemica con il partito dopo la contestazione di mancati versamenti per decine di migliaia di euro. Presente il coordinatore veneto ed eurodeputato Flavio Tosi e il suo vice Jacopo Maltauro. È stata l'occasione inoltre per ribadire la presenza sempre più significativa del partito che si radica ulteriormente nel territorio. Antonio Tajani ha deciso, diversamente da altri partiti che fanno l'inverso, perdono il contatto col territorio e prendono decisioni solo romane. Forza Italia invece oggi è un partito vero, fa le assemblee locali, le assemblee provinciali, le assemblee regionali, le assemblee nazionali e quindi uno aderisce più volentieri perché sa che è un partito strutturato con la filiera e anche per il territorio, per il cittadino, per il sindaco, per l'imprenditore, per l'associazione di categoria, sa che se parla con Forza Italia una risposta la ottiene. Io ho trovato in Forza Italia delle persone che mi hanno accolto e sono molto grato di questo. Io mi sono sempre definito liberale, moderato, cattolico e lontano da qualsiasi forma di estremismo, quindi essendo concluso un percorso travagliato purtroppo all'interno della Lega, ho trovato oggi un nuovo gruppo all'interno del quale tornare a fare politica con serenità. Oggi noi dobbiamo parlare sicuramente con le imprese che hanno la necessità di essere ascoltate per vedere ridotto il carico fiscale e burocratico che grava su di esse. Prioritario inoltre il tema giustizia, la questione spinosa è rimasta aperta sul destino del Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa. Io sicuramente non sono contro a prescindere, io ho detto una cosa molto precisa che ribadisco. I sindaci dell'Alto Vicentino hanno chiesto di essere auditi a Roma e credo che questo sia necessario. L'Alto Vicentino è un territorio storicamente omogeneo che deve essere tenuto assieme, per cui è fondamentale che a Roma venga ascoltata la loro voce. Primo caso di febbre dengue dell'estate 2026 nella provincia di Padova. È stata avviata la disinfestazione nel comune di Selvazzano Dentro. È un giovane di rientro da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica, il primo caso di febbre dengue dell'estate 2026 nel territorio della provincia di Padova. L'uomo residente a Selvazzano Dentro fortunatamente sta bene, presenta pochi sintomi e si trova a casa in convalescenza. L'ULSS 6, a cui si è rivolto, ha informato il comune di residenza e il sindaco Claudio Piron ieri sera ha firmato l'ordinanza con cui dispone la disinfestazione nel raggio di 300 metri intorno all'abitazione del turista. La disinfestazione avverrà per 3 serate consecutive nelle vie Trentino, Friuli, Rovereto, Viale della Repubblica, Piazza Aldomoro, Via Carnia, Rodi, Cefalonia, Don Bosco, 8 ottobre, l'area della scuola privata Don Angelo Bertolin, il Parco Baleno e il Parco Esedra. I residenti sono invitati a raccogliere frutta e verdura, coprire gli orti e abbeveratoi con teli, tenere al chiuso animali domestici, proteggere i loro ricoveri e durante il trattamento tenere finestre e porte chiuse. Da lunedì sera sarà anche fatta la bonifica porta a porta delle aree private. La febbre dengue viene trasmessa dalla zanzara tigre infetta, che è agente vettore di trasmissione del virus. È una patologia molto diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali di Africa, Asia, America e Australia. È conosciuta anche come febbre spaccaossa per i forti dolori articolari che provoca. Lo scorso anno, tra Padova e provincia, si sono verificati 12 casi di dengue, tutti turisti di ritorno da viaggi all'estero. Al via la rivoluzione dei servizi sanitari regionali. È stato presentato in diverse ULSS del Veneto il percorso delle nuove case di comunità nel territorio dell'ULSS 7. Sono 8 le case di comunità operative, entreranno a pieno regime a breve. Non è un'alternativa al distretto, non è un'alternativa ai poliambulatori, ma è un nuovo modo di prendersi carico dei bisogni, soprattutto relativi alle patologie croniche. È la nuova prospettiva che riguarda tutte le case di comunità, un centinaio in Veneto, 8 nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Asiago, Bassano, Marostica, Romano nel distretto 1, Arsiero, Malo, Schio e Tiene nel distretto 2. L'investimento del PNRR è stato di quasi 22 milioni di euro. Le nuove case della
nella comunità non sono solo strutture, ma è un nuovo modello organizzativo. Ci sono delle opportunità che prima non c'erano e che andranno definite passo a passo con tutti quanti i protagonisti dell'assistenza territoriale. Gli ambulatori attivi dalle 8 alle 20, gli infermieri di famiglia, la continuità assistenziale, il punto unico di accesso, la centrale operativa territoriale, i servizi diagnostici, l'assistenza domiciliare integrata e i servizi di assistenza sociosanitari sono presenti per legge in tutte le case di comunità. Il nuovo numero unico europeo 116-117 è riferimento in caso di indisponibilità del medico di famiglia. Il cittadino non è più solo coi suoi bisogni, ma ha dei punti di riferimento con percorsi che sono tracciati e definiti e che ci permettono quindi di fare i correttivi laddove necessari. I pazienti in caso di situazioni croniche o non gravi, come sono i tanti codici bianchi e verdi del pronto soccorso, saranno guidati e seguiti evitando anche spostamenti inutili. Viene proprio preso in carico e quindi ha dei continui monitoraggi con l'infermiere di famiglia che verifica un attimo i parametri. Nel momento in cui scopre che questi parametri sono in difficoltà, attiva il medico di medicina generale, il quale poi attiva eventualmente la presa in carico della parte specialistica e quindi una parte diagnostica, e quindi c'è una continua attenzione proprio al bisogno della persona che viene preso in carico e accompagnato. Oggi è stata la prima giornata, la giornata di avvio dei saldi estivi. Vediamo com'è andata a Bassano del Grappa. Primo weekend di luglio partono i saldi estivi in tutta la regione Veneto e quindi c'è la possibilità di fare degli acquisti e anche risparmiare un bel po'. I saldi riguardano principalmente abbigliamento, articoli sportivi e anche calzature, tutte quante inerenti alla stagione estiva. Ufficialmente al via i saldi della stagione estiva in quasi tutta Italia. In Veneto gli sconti resteranno in vigore fino al 31 agosto. A Bassano del Grappa sono state tante le persone che già da questa mattina hanno approfittato delle occasioni facendo scorta di merce a metà prezzo. Complice anche il mercato del sabato, il centro storico si è riempito di gente in cerca di buoni affari. Un momento che segna il ritorno della clientela anche nei negozi fisici dopo l'avvento dell'online, che comunque continua a registrare numeri importanti. Le previsioni sono quelle di comunque una buona risposta da parte del pubblico. Ovviamente i saldi hanno meno appeal rispetto agli anni passati perché tra piattaforme online e vendite, promozioni fuori stagione è ovvio che comunque questa esigenza di acquisto è stata ampiamente soddisfatta. Però diciamo che i saldi riguardano solamente i negozi fisici e quindi è un buon invito per far sì che le persone tornino a rivivere le piccole botteghe. Sacrario del Pasubio, domani la cerimonia in onore ai caduti promossa dal Comune di Vicenza. Quest'anno l'evento si inserisce tra le iniziative per il centenario del monumento curate dalla Fondazione 3 novembre 1918. Avrà un respiro particolare l'annuale cerimonia in onore dei caduti della Grande Guerra al Sacrario del Pasubio, in programma domenica 5 luglio. Quest'anno infatti ricorre il centenario del sacello ossario, inaugurato il 29 agosto del 1926 alla presenza del re Vittorio Emanuele III, per rendere omaggio ai caduti della prima armata del generale Pecori Giraldi. Quest'anno spetta alla città di Vicenza l'organizzazione della cerimonia. Festeggeremo con una iniziativa, una celebrazione solenne a 100 anni dall'inaugurazione dell'ossario, ma lo faremo anche qui in città di Vicenza, all'interno di Palazzo Trissino, nel cortile che diventa una piazza culturale per le mostre fotografiche, perché dal 29 di luglio al 7 di settembre qui ci sarà una mostra con immagini che raccontano la storia dell'ossario e con articoli di giornale che raccontano appunto come si sia arrivati alla costruzione dell'ossario prima e poi in questi anni a mantenerlo per 100 anni. Programma che prenderà il via con il concentramento sul piazzale dei reparti in armi e l'afflusso delle associazioni combattentistiche d'arma. Poi gli onori alla bandiera della città di Vicenza, decorata con 2 medaglie d'oro al valore militare, e ai gonfaloni dei comuni decorati al valore militare. C'è una novità in quanto ci saranno 60 austriaci e questi 60 austriaci si ritrovano di nuovo a fianco agli militari attuali, di fianco agli reduci e ai parenti, ma c'è sempre un motivo per amare questo posto. In questo centenario abbiamo voluto essere
vicini come lo siamo sempre stati, ma anche in maniera come dire, più sentita alla Fondazione 3 novembre 1918, che cura e valorizza questo ossario e lo mantiene, diciamo, sempre in perfetta efficienza, considerando che è un contenitore di persone, di cose e di persone che hanno dedicato e dato la loro vita per la nostra difesa. Era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale del Veneto di Antenne 3, grazie per averci seguito, arrivederci.